Due motociclisti hanno perso la vita sulle strade del Veneto. Un 25enne esce di strada, finisce nel fossato Montebelluna. Ad Eraclea, 56enne, si schianta contro un'auto. Terzo assalto in villa in pochi giorni. Nella notte coniugi veronesi sorpresi nel sonno da tre banditi che li hanno legati, rapinati, rubati gioielli, soldi e una pistola, oltre 100.000 euro. Non è morto soffocato ma per schiacciamento del torace il 57enne Paolo Bai, ucciso a Vittorio Veneto in carcere, accusate del delitto le due donne che vivevano con lui. Nuovo vertice oggi a Roma sull'autonomia con i ministri Stefani e Bonisoli, verrà affrontata la questione culture e soprintendenze, tensione altissima sui social. La Guardia di Finanza di Padova ha scoperto una maxi truffa nel settore della ricerca, interessate 38 province, una frode da 45 milioni di euro. Ondata di calore, oggi la giornata più afosa, bollino rosso nelle città, rischio blackout e malori, primi roghi di sterpaglie nel Padovano. Il Veneto, re delle ferie d'agosto, guida la classifica delle regioni italiane con oltre 13 milioni di presenze totali di turisti nel mese di agosto, seguito da Emilia Romagna e Toscana, lo studio di Federalberghi. E buongiorno e ben ritrovati in diretta con l'informazione di Antena 3, questa è la nostra prima edizione. Cominciamo raccontando ancora di due incidenti gravissimi sulle nostre strade. Hanno perso la vita due centauri, una moto uscita di strada a Montebelluna e ha perso la vita un 25enne nelle scorse ore. È stato un automobilista di passaggio ad accorgersi di una moto in un canale in via Schiavonesca Priula a Montebelluna. Sono da poco passate le 8 quando l'uomo ferma l'auto e scende per vedere cosa sia successo. È a quel punto che si accorge che in acqua, all'altezza di un ponticello in cemento, oltre al mezzo c'è anche il centauro, un 26enne di Montebelluna. Insieme ad alcuni passanti che nel frattempo si sono avvicinati riesce a portarlo a riva, ma il giovane purtroppo è già privo di vita. Nel frattempo qualcuno chiama il 118, i sanitari del SUEM raggiungono il luogo dell'incidente ma non possono fare altro che constatare il decesso del centauro. Sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia stradale di Castelfranco che sta ricostruendo la dinamica dell'incidente. Da una prima ricostruzione sembra che il motociclista, per cause ancora da chiarire, abbia perso il controllo del mezzo finendo nel canale di irrigazione. Un altro motociclista ha un destino simile, invece a Eraclea. Ci aggiorna in diretta Ferdinando Garavello. Buongiorno anche a voi, buongiorno. Purtroppo non si placa l'estate di sangue sulle strade veneziane. Questa notte si è verificato a Eraclea l'ennesimo incidente stradale di quest'estate, nel quale ha perso la vita un uomo del posto. Si tratta di un 56enne che verso l'1:30 stava viaggiando in sella al suo scooter nella zona di Eraclea Mare. Per cause che sono ancora al vaglio, lo scooterista avrebbe, il condizionale è d'obbligo, improvvisamente invaso la corsia opposta, andando a schiantarsi contro una Fiat Bravo. Lo scontro è stato inevitabile e violentissimo, il 56enne è morto sul colpo per le ferite riportate. Infatti i sanitari del SUEM accorsi sul luogo del sinistro non è rimasto che constatarne il decesso. Le persone che erano nella macchina sono rimaste ferite in modo lieve, anche se sotto shock, e sono state portate in pronto soccorso. Sul posto, per i rilievi di rito, i carabinieri di Eraclea e ai vigili del fuoco è toccato il compito di rimettere in sicurezza la zona dello scontro. Per ora da Eraclea è tutto, vi restituisco la linea. Grazie a Ferdinando Garavello. Intanto una nuova rapina, un assalto in villa ancora nella notte, questa volta a Verona. Due professionisti di circa 70 anni sono stati sorpresi nella loro abitazione da tre banditi, probabilmente dell'est europeo, che sono poi fuggiti dopo averli legati imbavagliati, rubando monili in oro per oltre 100.000 euro, una pistola e del denaro ancora da quantificare. I due veronesi non hanno subito violenza, ma sono comunque stati curati dai medici del
del pronto soccorso. Sul posto anche una volante della questura Scaligera, la squadra mobile, la polizia scientifica. Secondo la prima ricostruzione, un bandito è entrato da una finestrella cui aveva segato un'inferriata al primo piano della villa nel quartiere di Borgo Milano a Verona. Una volta dentro, l'uomo ha aperto la porta ai due complici che sono entrati nella casa, immobilizzando i due proprietari, legando loro mani e piedi con delle fascette. Dicevamo il bottino oltre 100.000 euro. Torniamo agli esiti dell'autopsia sul corpo di Paolo Vai. Sarebbe morto per un arresto cardiaco dovuto a uno schiacciamento del torace. Dalle prime indiscrezioni, Paolo Vai, l'uomo di 57 anni ucciso a Vittorio Veneto da Patrizia Armellini e Angelica Comarci, le due donne arrestate per omicidio volontario in concorso, non sarebbe morto per soffocamento, ma per i colpi inferti dal bastone utilizzato per ucciderlo. Sono state riscontrate, secondo l'autopsia effettuata sul corpo della vittima da parte del medico legale Alberto Furlanetto, lesioni al torace. Al momento restano in piedi le ipotesi dei magistrati che hanno deciso di convalidare gli arresti per timore che le due possano reiterare il reato. Intanto la difesa ha chiesto ed ottenuto di poter effettuare nuove analisi sul corpo della vittima. E poi comunque i tre vivevano in un mondo chiuso, non avevano relazione con il mondo esterno, non lavoravano, non avevano relazioni con la famiglia. In questa formula non si sa cosa era il vissuto precedente, per quello abbiamo voluto estendere anche l'esame di sangue a determinate prove anche virologiche. Cosa avveniva dunque nell'appartamento dove vivevano sotto lo stesso tetto la vittima e le due donne? Al momento nessuno lo sa, anche perché Patrizia Armellini, la finta mamma di Angelica Comarci, come la chiamava, non hanno voluto parlare davanti al giudice delle indagini preliminari Piera De Stefani. Non sappiamo ancora il passato che hanno vissuto i due o i tre, anche sotto altri aspetti che non sono solo dei giochi di immagine ma anche altro tipo di giochi. Non posso andare oltre. Dunque non solo una seconda vita virtuale come descrive il magistrato, ma anche reale tra Paolo, Patrizia e Angelica, che in questo triangolo avvolto nel mistero acuisce ancora di più il dramma di una storia che nessuno conosceva se non solo i diretti interessati. Anche la famiglia della 52enne ne era completamente estranea, nonostante abitassero accanto alla figlia. Saranno gli ulteriori esami sulla vittima a stabilire la morte di Paolo, dell'omicidio di Vittorio Veneto. E poi c'è il fronte dell'autonomia, invece dovrebbe essere iniziato da alcuni minuti, ha già riaggiornato alle 12.30 infatti il nuovo incontro tra il ministro Stefani Bonisoli per discutere di cultura. Chiediamo aggiornamenti a Carlo Inghilleri. Carlo. Buongiorno a tutti i telespettatori. Autonomia sempre protagonista dell'agenda politica. C'è grande attesa per il mini vertice iniziato proprio in questi minuti a Roma tra il Premier Giuseppe Conte, il ministro vicentino Erika Stefani e il ministro dei beni e delle attività culturali Alberto Bonisoli. Mini vertice dicevamo perché sul tavolo a Palazzo Chigi si parla di sovrintendenze. Vedremo cosa emergerà. Il summit più importante invece si dovrebbe riunire i primi giorni della prossima settimana, ovviamente col Ministro dell'Economia e delle Finanze Giovanni Tria e come sapete bene quando c'è lui si potrebbero spostare gli equilibri delle risorse destinate alle regioni. Quindi il percorso dell'autonomia va avanti anche se lentamente, forse anche un po' troppo. Di accelerazioni al momento all'orizzonte non se ne vedono, ma come abbiamo imparato, mai dire mai. Per il momento è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Carlo, e poi ovviamente la cronaca dei giornali in queste ore riporta dei tanti insulti di altri residenti del nostro paese, di altre zone nei confronti dei governatori del nord, compreso Zaia dopo la polemica dei giorni scorsi. La Procura di Venezia ha indagato il comandante della Costa Deliziosa, la nave da crociera che domenica 7 luglio durante un nubifragio ha rischiato di andare a collidere con Riva dei Sette Martiri. La vedete in pieno centro storico lagunare mentre era in uscita dalla città. L'uomo è contestato il reato che fa riferimento al rischio di naufragio. Il
Il nome del comandante era già stato inserito nel fascicolo del PM titolare dell'indagine, Andrea Petroni, 2 giorni dopo l'incidente. Non è escluso che a quello del comandante si aggiungano altri nomi nella lista degli indagati della Procura lagunare. Intanto l'assessore del Comune di Venezia fa sapere come ad oggi il piano delle barriere mobili, parliamo di Mose in questo caso, è circa il 94% di avanzamento. Lo scorso 29 ottobre, quando si è registrata la qualta eccezionale di 156 cm, forse avremmo già potuto utilizzarlo per evitare che 600 ettari della città antica finissero sotto acqua. Adesso invece l'allarme lanciato ieri attorno alle 19, sapete, a Treviso, con la casa a rischio crollo, evacuate 7 persone, chiusa la Feltrina. Vediamo la situazione. Paura ieri sera a Treviso, in via Feltrina, per un improvviso cedimento strutturale in un'abitazione al civico 23 della trafficata arteria. A dare l'allarme ai residenti, una famiglia bengalese di 7 persone allarmate dagli scricchioli e dalle crepe apparse sul soffitto e i muri della casa. Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco, che hanno accertato il cedimento ed il rischio di crollo imminente, con la casa che rischiava di collassare sulla strada. La famiglia è stata evacuata, chiusa al traffico anche la Feltrina, dove tuttora nel tratto interessato è stato istituito il senso unico alternato. La famiglia, rimasta senza casa, è stata alloggiata per la notte in un bed and breakfast della zona. La casa è stata messa in sicurezza, oggi verrà presa una decisione sul futuro, si valuterà se l'edificio debba essere abbattuto o sia possibile intervenire con una ristrutturazione. Forse il troppo caldo invece a causare 2 incendi nel Padovano. Complice il caldo torrido, a Celeseo di Sant'Angelo di Piove di Sacco, in via Cornio, sono andati a fuoco quintali di sterpaglie su una superficie di circa 4.000 metri quadrati. Lanciato l'allarme dai residenti, l'intervento dei vigili del fuoco di Piove di Sacco ed in autobotte arrivate da Padova hanno permesso di tenere sotto controllo le fiamme, spente nell'arco di circa 1 ora e mezza. E nuovo intervento per lo stesso motivo poche ore dopo ad Arqua Petrarca, sui Colli Euganei. I pompieri sono intervenuti sul Monte Piccolo, dove sono riusciti a impedire che l'incendio delle sterpaglie si propagasse anche al bosco circostante, evitando così pericoli più gravi e danni più consistenti. Un'inchiesta invece che riguarda 38 province del nostro paese, una frode da 45 milioni di euro. La Guardia di Finanza di Padova ha scoperto una maxi truffa nel settore della ricerca. Sono oltre 200 gli indagati in un'inchiesta fiscale condotta dalla Guardia di Finanza di Padova, che ha portato alla luce una maxi frode per 45 milioni di euro realizzata tramite l'emissione di false fatture per far ottenere ad aziende crediti d'imposta non dovuti. La frode riguarda il settore della ricerca scientifica. In particolare la Guardia di Finanza, che ha eseguito 200 decreti di perquisizione in 38 province italiane, ha permesso di individuare un'associazione per delinquere composta dagli amministratori e del consulente di un network di società padovane, finalizzata a ottenere illecitamente agevolazioni fiscali riconosciute dallo Stato a fronte di investimenti in ricerca scientifica. Continua la protesta dei cittadini residenti delle case ATER nella nostra regione per l'aumento dei canoni. Qui siamo a Padova, intanto i consiglieri regionali del Partito Democratico chiedono alla regione di sospendere l'applicazione di questa legge. Siamo qui oggi per chiedere conto della nuova legge regionale in discussione dal 2017, che adesso è diventata effettiva con tutto sto carico di disgrazie per molte famiglie. A me è aumentato di 40 euro, da 27 sono andata a 67, però io vivo con 290 euro di pensione di invalidità. Veda un po' lei, cioè se non che sia l'assistente sociale che mi dà un contributo, mi non arrivo neanche a mangiare. Alda vive in una delle case ATER del quartiere Maroncelli a Padova. È qui davanti con la DL Cobas per far sentire la sua voce e quella dei tanti anziani che nel suo quartiere abitano preoccupati. 40 euro per lei sono un tesoro, questo aumento non ci voleva, così come per Daniele che ha già 4 mesi di affitto in arretrato. Da 35 penso a 100 euro e sono disoccupato da 3 anni. E non ho stipendio, niente. Vive da solo? Con un'amica che mi aiuta, ma io purtroppo cosa può fare? Con la bottega. E mi tocca la chiamare. Alla Guizza vive invece Cesarina. Da 2,40 a 5,88. Io vivo lì dal 67. 52 anni in questa casa, racconta Cesarina, 30 ne ha passati ad Abano Lucia.
Però adesso con reddito basso hanno aumentato più di 50 euro. Quindi passa da 2,70 a 75, adesso non mi ricordo, a 3,30. Un paio di cartelli, storie di ordinaria difficoltà che li accomuna a tutti. Una legge che non capiscono, la 39 del 2017, ispirata a principi di capacità reddituale e giustizia sociale, aveva spiegato ai nostri microfoni il presidente dell'Ater di Padova, Zaramella. I consiglieri regionali del PD ne chiedono una sospensione per applicare modifiche urgenti che tutelino i più bisognosi. Intanto i cittadini raccontano, con l'Ater difficile parlare. C'è la guardia giurata che fa entrare solo le persone che hanno preso appuntamento col numero verde, che quando chiami o non ti rispondono. E siccome noi riusciamo invece a parlare, dare voce a entrambe le parti, diciamo, di questa contesa, adesso ci colleghiamo con Tiziana Bolognani, sempre dal Bellunese. Buongiorno Tiziana, perché tu hai appena incontrato l'assessore competente in materia, che è Manuela Lanzarin, per la Regione. Che cosa ha risposto? Si blocca la legge? Che intenzioni ha? Semplicemente ha risposto in maniera molto lapidaria: correttivi sì, sospensione degli effetti della legge no. La Lanzarin l'ha detto in occasione della cerimonia di consegna di nuovi alloggi popolari ad altrettante famiglie qui a Feltre, persone che attendevano in graduatoria da diversi anni. Sono 9 alloggi, 6 di questi vengono assegnati a famiglie straniere. L'assessore ci ha detto che gli uffici regionali stanno lavorando assieme ai tecnici delle sedi Ater provinciali e stanno lavorando da tempo, a Belluno sicuramente dall'inizio dell'anno, per monitorare le situazioni caso per caso. L'attenzione naturalmente viene data agli anziani, ai malati, alle persone che vivono da sole, ma, dice l'assessore Lanzarin, è necessario che chi ha maggiore disponibilità economica paghi di più, e ha fatto riferimento ad alcuni casi, alla scoperta di alcuni casi clamorosi di persone che vivevano negli alloggi di edilizia residenziale popolare pur avendo disponibilità economiche e patrimoniali che non lo prevedevano. Certo. Quindi ha ribadito il concetto di giustizia e di equità sociale a cui anche Chiara faceva riferimento nel suo servizio poco fa. Dice: i contorni su cui è stato incardinato l'impianto di questa legge regionale sono chiari, noi lavoriamo, però ecco, lo ripeto, dice correttivi sì, sospensione degli effetti di questa legge no. Certo, grazie Tiziana Bolognani. A proposito dell'area bellunese, la Regione, nell'ambito, sapete, abbiamo raccontato dei finanziamenti firmati ieri a Roma dal CIPE anche per il nostro territorio, per esempio i 100 milioni che riguardano l'area di Cortina anche in previsione delle future Olimpiadi. Ne parleremo domani sera 20:10 con l'assessore alle infrastrutture di questa Regione, Elisa De Berti, che ci racconterà. Ma nell'ambito di questo aggiornamento il CIPE ieri ha approvato fra l'altro il finanziamento pari a 8 milioni di euro per la completa ristrutturazione della stazione ferroviaria di Calalzo, terminale nord della rete ferroviaria del Veneto e porta per il Cadore e le Dolomiti. Questa stazione, dice il Presidente della Regione Luca Zaia, sarà una porta prestigiosa aperta sulle Dolomiti, patrimonio UNESCO. Adesso andiamo invece all'ex caserma Montegrappa, dove da venerdì arrivano i ragazzi e le ragazze della Mini Naia Alpina. Ancora qualche giorno e la storica ex caserma Montegrappa di Bassano tornerà a vivere. Tutto pronto per l'edizione 2019 della Mini Naia Alpina, che anche quest'anno coinvolgerà ragazzi e ragazze da tutto il Veneto per una settimana in pieno stile militare. Signor sì. La sezione Montegrappa è pronta con tutti i suoi volontari per accogliere anche quest'anno, per l'11° anno, una trentina di ragazzi delle classi dal 2001 al 1996. Ogni anno il copione si ripete quasi nelle linee fondamentali come quello degli anni scorsi, però ogni anno ci aggiungiamo qualcosa di nuovo, anche di stimolante e certamente anche di creativo. Di certo è che molta attenzione viene data anche a quello che è quella che è tutta quanta la fascia del sociale,
sociale, con la donazione soprattutto? Ma sicuramente, partendo in realtà dalla protezione civile, ma poi avremo una mattinata dedicata quest'anno proprio alla donazione di sangue, di organi e di midollo, quindi tutto il nostro percorso è educazione alla cittadinanza, è la conoscenza della nostra storia ed è anche dare del tempo per gli altri, per chi ne ha bisogno. Si comincia venerdì prossimo, il 26 luglio, e si conclude sabato 3 agosto. Un progetto che stimola i giovani e per alcuni di loro ha segnato un vero e proprio stile di vita. 3 nostri ragazzi degli anni scorsi, uno sta concludendo il servizio militare negli Alpini, uno sta facendo il CAR e ad uno invece è stata accolta la domanda di adesione. Questo per quanto riguarda le truppe alpine. Per gli altri invece ci sono stati altri ragazzi o ragazze che si sono iscritti nella protezione civile, non necessariamente nell'ANA, ma in tutte le protezioni civili del nostro territorio, nei soccorritori, oppure nel CAI. Quindi stiamo cercando di seminare con la collaborazione di tutti e pian piano raccogliamo. Allora, pochi istanti di pubblicità e poi torniamo a parlare di Gran Caldo e Federica Pellegrini. È stato appena pubblicato i nuovi dati che riguardano le vittime di incidenti stradali. Secondo le statistiche diminuiscono a livello nazionale. Sappiamo bene quello che abbiamo vissuto in Regione solo nelle ultime settimane, invece tanto che si torna a discutere delle politiche applicate a Treviso, per esempio nei decenni precedenti. Caldo davvero infernale, oggi la giornata da bollino rosso, ma attenzione, nel weekend arriva il maltempo, non solo la pioggia ma anche la grandine. Caldo infernale, ma poi attenzione ai temporali e soprattutto alla grandine. Questa è la previsione per i prossimi giorni di questa estate sempre più bizzarra. Questo è il periodo di massimo caldo durante l'anno, certo è un'ondata più forte del normale, abbiamo questo anticiclone africano e anticiclone dell'Azzorro, insieme ci portano aria calda, inoltre fanno ristagnare la massa d'aria sulla pianura che si carica purtroppo di umidità e quindi il tempo risulta particolarmente fastidioso. 35, 36, 37, anche 38 gradi fino a giovedì, venerdì. Quindi non solo temperature decisamente molto più elevate rispetto alla media, ma anche una forte evaporazione che nel breve periodo caricherà il cielo di nuvole e di energia pronta a scaricarsi quando al vento caldo si sostituirà un'ondata fredda da nord. Sabato e domenica dovrebbe riuscire a passare un sistema perturbato, quindi la nuvolosità e qualche effetto temporalesco che localmente potrà essere intenso abbasserà le temperature. Attenzione quindi al fine settimana, dove saranno probabili anche forti grandinate. Quando c'è un accumulo di calore così forte c'è un elemento presente nell'atmosfera pericoloso che è energia, basta l'energia accenderla e quindi basta un impulso di aria instabile che avvengono i temporali, quindi probabilmente adesso vediamo come si evolve, ci saranno le condizioni anche per qualche temporale anche intenso. Quindi anche qualche grandinata? Ma questo è sempre possibile, poi con l'instabilità degli ultimi tempi questa è una cosa all'ordine del giorno. Probabilità ancora più elevata nelle zone collinari, quindi a rischio il prosecco, per una finestra di maltempo che durerà giusto il fine settimana. Passato il sistema perturbato, già dalla settimana successiva avremo ancora diversi giorni di caldo cosiddetto opprimente, quindi ben oltre i 30 gradi. La leggendaria Federica Pellegrini, oro mondiale nei 200, non ho mai avuto tanti dolori in vita mia, ha detto questa mattina, il giorno dopo, insomma è come se avessi fatto un after fino a stamattina, è stata infatti una lunga notte quella della campionissima che ha lasciato la piscina del trionfo dopo incombenze protocollari, interviste antidoping verso l'una di ieri, ha mangiato una cosa al volo e si è buttata a letto senza riuscire ad addormentarsi, dice l'ultima volta che ho visto la sveglia è stata alle 3:30, dopo 4 ore è cominciata un'altra giornata che subito l'ha riportata sul blocco per le batterie dei 100 stile libero, chiuso al 22esimo posto. Ma torniamo con le immagini e le emozioni della giornata di ieri. Campionessa nel DNA, Federica Pellegrini in Corea ha vinto ancora in grande stile il suo quarto oro mondiale nei 200 stile libero. Nessuno la batte, questa è la sua gara. Un tempo fenomenale, 1:54,22. Io non ci credo ancora, ha commentato a caldo Federica tra le lacrime di gioia. Mai avrei immaginato l'oro. Io infinita? Sì.
Questa medaglia si chiama Amore. E ora per la campionessa di Spinea, che ad agosto compirà 31 anni. In totale ci sono 6 medaglie mondiali. Subito sono arrivate congratulazioni da ogni parte. Ogni sportivo di ogni angolo del mondo, a cominciare da me, ha commentato il governatore veneto Zaia, oggi si inchina alla straordinaria impresa di una ragazza fenomenale che, partita da Spinea nel nostro Veneto, ha raggiunto Marte. Nemmeno madre natura ha ancora capito quale possa essere il limite psicofisico di questa incredibile atleta, continua Zaia, perché ogni volta che il limite sembra raggiunto lei riesce a superarlo, con la forza dei grandissimi, con il coraggio di una donna vera, con la preparazione di un atleta che sta riscrivendo la storia dello sport. Grazie Federica per continuare a darci emozioni che nessuno sportivo potrà mai dimenticare. In queste parole si sintetizza il pensiero di tutto il Veneto. Il Veneto è il re delle ferie d'agosto nelle regioni italiane, con oltre 13 milioni di presenze totali di turisti nel mese di agosto, seguita da Emilia-Romagna che ne avrà 9, Toscana 8,8, emerge da una dettagliata analisi del centro studi di Federalberghi in queste ore sulle vacanze nelle strutture italiane. Le regioni del nord-est, la regione, cioè il nostro Veneto, è in pole position anche per quanto riguarda la clientela straniera, 8,8 milioni di presenze, invece in cima alle preferenze degli italiani c'è l'Emilia-Romagna, 7,1 milioni di presenze, il Veneto ne avrà 4,5. Ovviamente località balneari sono le preferite, ospiteranno il 44,7% dei pernottamenti, seguite dalle città d'arte, 14,2%, dalla montagna 12% e dai laghi 8,9%. E guarda un po', noi abbiamo tutto. Venezia, arriviamo alla mostra del cinema, pochissimi minuti fa. La conferenza stampa a Roma, Martin Eden di Pietro Marcello con Luca Marinelli è il primo film italiano in concorso alla 76esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, dal 28 agosto al 7 settembre, poi vi leggo ancora qualcos'altro al volo, dettagli poi ovviamente nei telegiornali di questa sera a partire dalle 18:30, la serie The New Pope di Paolo Sorrentino e 000 di Stefano Sollima, dal bestseller di Saviano, saranno proiettate in prima mondiale fuori concorso. Altri dettagli che vi posso dire: in concorso anche il film La mafia non è più quella di una volta di Franco Maresco, con Letizia Battaglia e Ciccio Mira, il secondo film italiano in concorso alla 76esima edizione. Top in concorso Da Polanski a Soderbergh, Ad Astra con Brad Pitt, J'accuse di Roman Polanski, Joker di Todd Phillips con Joaquin Phoenix, e poi The Laundromat di Steven Soderbergh con Gary Oldman, Banderas, Meryl Streep sui Panama Papers. Sono tra i titoli top in concorso alla 76esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. E così vi abbiamo detto tutto. Adesso ricordiamo invece ore 13, tra poco si parlerà delle imprese trevigiane e il fisco. Ne parleranno gli ospiti di Alice Montagnier. Questa sera a 20:10 il Dio Denaro, quindi economia e finanza, con Katia Moretto e l'economista Francesco Pontelli. È tutto, ci rivediamo a partire dalle 18:30 con i nostri telegiornali. Adesso le previsioni meteo per le prossime ore. Grazie, buona giornata. Bentrovati al meteo. Intensa ondata di calore sul nostro territorio, quella di giovedì 25 luglio sarà una giornata calda e afosa, insomma da bollino rosso. Sul Veneto bel tempo con ampio soleggiamento ovunque, il cielo sarà sereno o al massimo nuvoloso, specie sulle Alpi, ma non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Il clima sarà rovente con temperature minime tra 21 e 25 gradi, massime caldissime comprese invece tra 32 e 37 gradi. Attenzione in particolare a Rovigo e Verona, ma l'afa si farà sentire un po' in tutta la nostra regione. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo tanto sole su tutti i settori. Il cielo si presenterà al massimo con poche nubi a carattere sparso. Temperature minime tra 21 e 22 gradi, massime comprese invece tra 32 e 35 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove il tempo sarà asciutto e stabile ovunque, anche in questo caso le piogge saranno assenti e il sole dominerà la regione. Temperature minime comprese tra 20 e 21 gradi, massime bollenti fino a 38 gradi circa. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, io vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.